E non è neanche una questione di, come pensano in molti, tralasciare questa vita e tralasciare ciò che c'è in questa vita. Come pensano molti di stanziarsi in una moschea, ricordare Allah, leggere il Corano e tralasciare la vita mondana. Non è questo il tawakkul, come vedremo inshallah, come hanno illustrato i sapienti con le prove dimostrando ciò. Il tawakkul ala Allah non significa sedersi e aspettare i miracoli, assolutamente, ma impegnarsi e contare su Allah subhanahu wa ta'ala per il successo. Il tawakkul ala Allah è un livello alto che raggiunge il servo nel percorso verso Allah. Tutti noi adesso in questa vita stiamo percorrendo un percorso verso Allah subhanahu wa ta'ala. Tutti. E questo percorso vi sono dei livelli che deve raggiungere il servo. Il livello dell'amore, il livello della taqwa, e vi è un alto livello che è il livello del tawakkul ala Allah, ovvero il confidare in Allah subhanahu wa ta'ala. Prima di cominciare a realizzare su questo argomento, in cosa consiste il tawakkul ala Allah e come hanno descritto i sapienti il tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Hanno detto i sapienti che il tawakkul consiste in due cose fondamentali, importanti da sapere. Prima questione, hanno detto, è la sincera fiducia del cuore in Allah. Prima parte. È la sincera fiducia del cuore in Allah. Basta? No. Unita all'impegno di fare uso dei mezzi e delle cause a propria disposizione. In arabo, صدق الاعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. E servono entrambi ed è questo il tawakkul. Quindi, primo punto, è una sincera fiducia del cuore in Allah, ovvero che tu sai che sei debole, sai che sei limitato, sai che non puoi fare nulla se non con il sostegno di Allah subhanahu wa ta'ala. E la parola che tutti noi conosciamo, la hawla wa la quwwata illa billah. Non vi è forza né potere se non grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala. Tu non sei venuto in Masjid se non grazie ad Allah. Non ti svegli la mattina se non con il permesso di Allah. Infatti quando ti svegli la mattina cosa dici? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana. È Lui che ti ha risvegliato dopo che Lui ha fatto morire. Se non avessi voluto non avresti dormito. E se non avessi voluto non ti saresti svegliato. Perché è tutto con il suo permesso. Quindi la prima parte del tawakkul, che consiste nella sincera fiducia del cuore in Allah, sai servo che Lui è limitato, che Lui è debole, che Lui non può nulla se non grazie ad Allah. Seconda parte è la questione di impegnarsi di fare uso dei mezzi e delle cause a sua disposizione. Al-asbab, ovvero che Allah subhanahu wa ta'ala ha creato delle leggi in questo mondo e al fine di avere dei risultati ti devi impegnare a fare uso di questi mezzi che ha creato Allah. Quindi il tuo cuore è legato ad Allah, ma ti impegni con le tue parti del corpo a fare uso dei mezzi e delle cause che ha creato Allah per raggiungere ciò che vuoi. Una persona che rimane seduto a casa e dice voglio lavorare e rimane a casa e non cerca lavoro e non manda il curriculum a nessuna azienda e dice ana mutawakkil ala Allah. Se Allah vuole, perché Lui ala kulli shay'in qadir, arriverà al lavoro. Il lavoro non arriverà mai a bustarti a casa e tu non hai capito cosa vuol dire tawakkul ala Allah. E questo non è tawakkul ala Allah, questo è tawakkul, come hanno illustrato il salario che vedremo inshallah. No, ma tu hai una sincera fiducia in Allah, sai che Allah è Razzaq, sai che Allah se vuole ti farà trovare lavoro, però tu devi muoverti impegnandoti con i mezzi e con le cause che ha reso Allah a tua disposizione. Faccio un curriculum, invio le email, chiamo le aziende, vado a bussare le porte. Così facendo tu sei mutawakkil ala Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi fratelli e sorelle, questi sono i due pilastri su cui si basa il tawakkul ala Allah. Il cuore, fiducia sincera in Allah. Secondo, fare uso dei mezzi e delle cause che ha creato Allah, che sono a nostra disposizione. Nel tawakkul
si sono divisi le persone in tre gruppi. Sul tawakkul le persone sono suddivise in tre gruppi. Un gruppo che pone la fiducia sincera del proprio cuore in Allah, però tralasciano i mezzi e non fanno uso dei mezzi. E ti dice la mutawakkil, quindi c'ha la fiducia in Allah, però dice che non faccio nulla. E questo è molto usato soprattutto da sette tipo Sofia e altri che sono uguali a loro. Ovvero che ti dice lui, io ho fiducia in Allah e basta. E non fa uso dei mezzi che ha messo Allah subhanahu wa ta'ala a disposizione lui. E questo è una setta sviata. Assolutamente. Al-Qurtubi l'imam al-Shatibi rahimahullah ha detto: fare uso dei mezzi e delle cause che ha creato Allah è obbligatorio. Lo ha reso Allah obbligatorio in questa umma. Quindi l'ahd bil asbab, fare uso di questi mezzi che ha creato Allah, è obbligatorio per noi. Fa parte della nostra religione. Vuoi le prove? Ci sono le prove. Le prove per dimostrare che il tawakkul non vuol dire solo avere una sincera fiducia del cuore in Allah e tralasciare i mezzi. No, questo è sbagliato. Tra queste prove, che il profeta alayhi salatu wassalam, lui stesso, e lui è Sayyid al-Mutawakkilin, la persona che ha perfezionato il tawakkul, e non c'è nessuno che abbia messo in pratica il tawakkul come il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E abbiamo un esempio lui, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, quando usciva per il viaggio, non portava con sé zed inteso ciò che gli serviva nel viaggio, certo. Quando usciva portava con lui l'acqua, il cibo, ciò che gli serviva per il viaggio. E lui mutawakkil ala Allah. Lui sa che se Allah vuole, gli dà tutto. Quindi perché prende zed? Perché prende con lui ciò di cui ha bisogno? Questo è il tawakkul. Perché è obbligatorio fare uso di questi mezzi che ha creato Allah subhanahu wa ta'ala. Il profeta alayhi salatu wassalam, quando ha migrato da Mecca a Medina, cosa ha fatto? Ha detto: se vuole Allah mi succederà ciò che mi succederà, se Allah vuole i mushriki mi prenderanno, se Allah non vuole Allah mi proteggerà. E ha tralasciato il asbab? No. Cosa ha fatto il profeta Muhammad? Ha preso un giovane ragazzo mushrik, non musulmano, per dimostrare a lui e a Abu Bakr qual è la strada più breve per arrivare a Medina, diversa dalla strada che di solito prendevano. E questo è l'ahd bil asbab. E questo è fare uso dei mezzi e delle cause a propria disposizione. Perché? Perché questa è una legge che ha creato Allah. E ha preso questo mushrik e gli ha detto: illustrami la strada più breve per arrivare a Medina, diversa dalla strada che di solito prendevano. E così anche quando andavano in battaglia, prendeva con sé il casco per proteggere la propria testa, prendeva con sé lo scudo e ciò che lo proteggevano dalle lance e dalle armi. E tutto questo dimostra che cosa, fratelli e sorelle? Dimostra che il tawakkul non consiste assolutamente solo nella sincera fiducia in Allah e basta, no? Devi prendere l'asbab, devi fare uso dei mezzi e delle cause che ha messo a disposizione a te Allah subhanahu wa ta'ala. Disse il profeta, arrivò un uomo dal profeta alayhi salatu wassalam e aveva un cammello e gli ha detto al profeta alayhi salatu wassalam sulla sua cavalcatura: la devo legare e atawakkal ala Allah o la lascio libera e atawakkal ala Allah? Gli ha detto il profeta alayhi salatu wassalam: legala e tawakkal ala Allah. Legala e confida in Allah. E questo, la parola legala, vuol dire prendere l'asbab, fare uso dei mezzi, fare uso delle cause. Tu legala, fai quello che devi fare tra i mezzi che ti ha dato Allah e poni la tua fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala. Manda il curriculum, cerca lavoro, chiama le aziende e tawakkal ala Allah. Vuoi una donna devota? Fai l'asbab, chiedi, cerca e tawakkal ala Allah. Non che riviene a casa e se Allah vuole arriverà. No, non arriverà nessuno. Perché non hai preso l'asbab. Assolutamente. Quindi legala, a'tilaha wa tawakkal. Lega la tua cavalcatura e poni la tua fiducia in Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah decreta che rimarrà, rimarrà.
se Allah decreta che non la troverai quando esci, nonostante l'hai negata, quindi hai fatto ciò che devi fare, non la troverai. Disse il profeta alaihi salatu wassalam, se effettivamente confidate in Allah, come dovreste confidare in Lui, provvederebbe a voi come provvede ai volatili. Se effettivamente confidate in Allah, come dovreste confidare in Lui, Allah provvederebbe a voi come provvede ai volatili, agli uccelli. Questo per chi mette in pratica il vero tawakkul. Il volatile, questo animale, l'uccello, c'ha qualche diploma? C'ha qualche mestiere per guadagnare, per comprare il cibo? No. L'unica cosa che fa l'uccello, sapete cos'è? È quello che ha citato il profeta تغدو خماصة وتروح بطانة. Esce la mattina presto. Quando tu ancora dormi hai saltato Salat al-Fajr. Il volatile esce la mattina presto con lo stomaco vuoto e ritorna a fine giornata con lo stomaco pieno. Nonostante non ha nessun diploma, non conosce nessuna lingua, non ha un mestiere, no? Ed è uscito affamato e ritornato con lo stomaco pieno. Perché? Perché ha preso i mezzi e le cause che ha creato Allah in questa vita. Quindi se tu esci la mattina, non a mezzogiorno, prendi il Fajr, fai il tuo adhkar e esci facendo uso dei mezzi e delle cause a tua disposizione, mutawakkil ala Allah subhanahu wa ta'ala, vedi che Allah provvederà a te come provvede agli uccelli e ai volatili. Se effettivamente confidate e mettete in pratica il tawakkul come dovrebbe essere messo in pratica, Allah provvederà a voi come provvede ai volatili. Disse l'Imam Ahmad rahimahullah ta'ala a coloro che dicono che il tawakkul vuol dire solo la sincera fiducia del cuore in Allah, ha detto a loro: questi sono mubtadi'un, questi sono innovatori. Perché sono innovatori? Cos'è il bid'ah? Ha detto il profeta alaihi salatu wassalam: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ogni persona che fa un'opera che non è conforme a ciò che ha portato il profeta è rigettata. E questi che dicono che il tawakkul è solo la sincera fiducia del cuore in Allah senza fare uso dei mezzi, questa è la bid'ah. Perché questo non è il tawakkul che ci ha fatto conoscere il profeta Muhammad. Quindi questo tawakkul è rigettato e non è accettato da parte di Allah subhanahu wa ta'ala. Umar radiyallahu anhu vide un gruppo di persone che sono venuti da un viaggio dallo Yemen senza portare con loro nulla durante il viaggio. Quando li ha visti, Umar gli ha detto: chi siete voi? Ha detto: noi siamo il mutawakkilun. Ha detto: mutawakkil. Chi siete voi? È il mutawakkilun. Ha detto: voi siete non mutawakkilun, mutawakkilun, ovvero che voi confidate in altre persone, non in Allah. Perché? Ha detto radiyallahu anhu wa arda, perché il tawakkul è colui che immette il seme nella terra e confida in Allah. Se tu prendi adesso un terreno agricolo e tu sei musulmano, sai tutto il Corano a memoria, hai pregato il Fajr, mashallah preghi anche la Sunnah durante la giornata, leggi tutto il giorno il Corano, mashallah tabarak, sei una persona devota ad Allah e compri il terreno, non semini nulla, non innavi, non fai nulla e ti metti lì e prendi il Corano e ti siedi vicino a questa terra e leggi il Corano da surat Bismillahirrahmanirrahim fino a surat An-Nas. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, non uscirà nulla da quella terra. Ho pregato il Fajr, anche se preghi il Fajr. Ho letto tutto il Corano, anche se leggi tutto il Corano. Perché? Perché non è questo il tawakkul che ci ha insegnato Allah e che ci ha insegnato il profeta Muhammad. Prendi il kafir più grande che c'è sulla faccia della terra, il miscredente che non crede in Allah, e compra una terra e la semina e la innaffia
gli dai frutti. Ma questo bestemmia giorno e notte, gli dai frutti. Perché? Perché ha fatto uso dell'Islam. Ed è questo molto spesso che non comprendono i giovani. Quando vedono che forse il non musulmano ha fatto uso delle cause. Si è alzato la mattina, è andato a lavorare e ha guadagnato. Perché ha fatto uso dell'Islam. E qua c'è una legge. La dunya è per il mu'min e per il kafir. Chi fa uso dell'Islam ha fatto vedere lui. Iqra wa rabbuka al-akram. Non solo per i musulmani, se legge, se studia, se impara, se si sforza, se si forma, arriva ai risultati. Certo, perché? Perché ha fatto uso dei Islam. A queste persone che ci dicono che il tawakkul è solo la sincera fiducia del cuore in Allah, rispondiamo con degli esempi. Una persona vuole diventare alim, sapiente, faqih, vuole arrivare a un piano alto dell'ilm e ti dice io rimango a casa e voglio diventare alim. C'è qualche cervello che accetterebbe questa questione? Nessuno. Come puoi diventare alim senza sforzarti, senza imparare, senza l'ijtihad? Il profeta ha detto al-ilm it-ta'allum. La sapienza tramite la richiesta di sapienza. Esci, viaggia, impara, studia, al fine di diventare alim. Una persona che ci dice voglio avere figli e non mi sposo, è religione. È religione. Come puoi avere figli senza sposare? Come può essere una cosa? Tu vai contro la natura che ha creato Allah subhanahu wa ta'ala. Come si fa? E questo è lo stesso ragionamento di coloro che dicono pongo la fiducia in Allah e non faccio uso dei asbab wa la hawla wa la quwwata illa billah. Questo è il primo gruppo e abbiamo dato le prove che questo non è il tawakkul che vuole darmi Allah. Ovvero sincera fiducia del cuore in Allah tralasciando l'asbab. No. Abbiamo un secondo gruppo che cosa fanno? Il contrario, ovvero che confidano nei mezzi e nelle cause e dimenticano Allah. Loro confidano nella loro intelligenza, confidano nel loro ilm, confidano nella loro forza, confidano nella loro ricchezza e dimenticano Allah. Come Qarun. Quando gli è stato detto a Qarun dopo tutta questa ricchezza che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano, da dove hai preso tutto questo? Cosa ha detto? Innama utituhu ala ilmin indi. Non ha detto Allah che mi ha detto no. Perché? Perché questo confida solo nei mezzi, nelle cause, non confida in Allah subhanahu wa ta'ala. E quindi ha detto innama utituhu ala ilmin indi. Il risultato fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. È stato inghiottito dalla terra. Perché? Perché questo non ha messo in pratica il tawakkul a Allah tramite il confidare in Allah subhanahu wa ta'ala. Invece guardate Sulaiman alayhi salam. Dopo tutti questi doni, e non c'è un qualcuno che Allah gli abbia dato un regno come gli aveva dato Sulaiman alayhi salam. Il potere sul vento, il potere sui jinni, il potere sugli animali, il potere, un regno che non ha dato a nessuno come ha illustrato Allah nel Corano. Ma nonostante tutto questo regno, non è diventato orgoglioso Sulaiman. Ma cosa ha detto? Quando ha visto questi doni, ha detto Hada min fadli Rabbi. Non grazie a me. Io sono il re. Io ho. Io, questo io. No. Perché questo vuol dire confidare nei mezzi e nelle cause. No. Lui ha detto Hada min fadli Rabbi. Questo è un dono di Allah. È una grazia di Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwani al-ashkur al-akfar. Quindi il servo sa che non deve tralasciare i mezzi e le cause e non deve confidare solo nei mezzi e nelle cause, ma deve unire tra le due cose. Quindi il terzo gruppo è colui che effettivamente mette in pratica il tawakkul, ovvero che ha una fiducia nel cuore in Allah e fa uso dei mezzi e delle cause che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è il vero tawakkul. E Allah subhanahu wa ta'ala in vari passi del Corano ha ordinato a noi di confidare in Lui. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'idah, versetto numero 23: وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. E su Allah confidate o affidatevi se siete credenti. E su Allah confidate o affidatevi se siete credenti. In questa ayah Allah subhanahu wa ta'ala
ha legato tra il tawakkul, che sarebbe il confidare in Allah, con l'essere credenti. Che legame c'è tra il tawakkul e l'iman? C'è un grande legame, come hanno illustrato i sapienti. Infatti i sapienti hanno illustrato che il confidare in Allah, il tawakkul ala Allah, è basato sulla conoscenza del servo in Allah. Ovvero, che più la tua conoscenza è alta su Allah, più forte e potente sarà il tuo tawakkul. E più debole sarà la tua conoscenza in Allah, più sarà debole il tuo tawakkul in Allah. Quindi il nostro tawakkul è basato sulla nostra conoscenza in Allah. Più conoscenza hai dei nomi di Allah, degli attributi di Allah, più conosci Allah, più il tuo tawakkul, la tua fiducia in Allah, il tuo confidare in Allah aumenta. Ed è per questo che Allah subhanahu wa ta'ala ha legato il tawakkul all'iman. Infatti Ibn Qayyim rahimahullah cosa ha detto? Ha detto il tawakkul jima'u al-iman wa nihayatu tahqiq al-tawhid. هذا كلام خطير. جمع الإيمان, tawakkul, confidare in Allah, è l'essenza della fede. Come può una persona confidare in Allah e lui ha una fede debole? Più la fede è forte, più il suo tawakkul è forte. ونهاية تحقيق التوحيد, il livello più alto nel mettere in pratica il tawhid è il tawakkul ala Allah. Sai che queste persone, questi mezzi non possono né giovarti né farti danno, che sia un re o che sia un governatore o che sia la potenza più grande della faccia della terra, tu lo sai, ilm al-yaqin, che non può fare nulla se Allah non vuole. Nel hadith. E sappi che se la Ummah si riunisse, tutti gli esseri umani, tutti i jinni, con le loro forze, con le loro potenze, con la loro ricchezza, con la loro tecnologia, al fine di farti del male, e yadurruka bi shay, qualsiasi sia questo tipo di male, la yadurruka bi shay, tranne ciò che ha prescritto Allah. Questo è il tuo. Se tu sai queste cose qua e hai fede effettivamente in Allah, che nessuno può danneggiarti, nessuno può farti del bene, né nuocerti, né danneggiarti, né aumentare la tua ricchezza, né aumentare nella tua vita. Questo dottore è solo un mezzo. È solo un mezzo. Quando vai al dottore che tu sei malato, sei malata, tu devi avere un credo, una fede, che lui è un mezzo. Il dottore non può fare nulla. Nulla può fare il dottore, se non con il permesso di Allah. Non ti guarisce il dottore né ti guarisce la medicina. Occhio a pensare ciò. وَإِذَا مَرِضْتُ, la medicina sfini? الطبيب يشفيني؟ وإذا مرضت فهو كي الله يشفيني، هو الشافي سبحانه وتعالى. رب الناس أذهب البأس fai andare tu via la malattia. أنت الشافي ندعاء، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أقسم بالله che potrebbero arrivare tutti i dottori sulla faccia della terra a te e dirti ti manca un mese di vita o ti manca pochissimo tempo di vita e Allah vuole rimarrai in vita più di loro, moriranno loro se ancora tu in vita. Devi sapere queste cose, se no come fai a perfezionare il tuo cuore a Allah? E così anche se si riunisse tutta la Ummah per farti del bene, non te lo faranno. Il tuo datore di lavoro non è il tuo rizq nelle sue mani, il tuo rizq è nelle mani di Allah. E se tu hai questo credo, questo iman, che il rizq è nelle mani di Allah, wallahi nessuno, se Allah ti ha prescritto di bere questo bicchiere d'acqua e poi morire, lo bevrai e poi morirai. Anche se si riunissero tutti sulla faccia della terra per non fartelo bere, lo bevrai e poi morirai. Come è stato riportato nel hadith, che l'anima non morirà finché non finirà il suo rizq. Questo datore di lavoro che ti vieta di pregare,
o ti vieta di fare il Jumu'ah e tu gli hai dato tutte le soluzioni che potevi dare, posso fare 5 minuti dopo, però io devo fare questa salat. Mi hai chiesto fare questa salat perché per me la salat è più importante del lavoro, no? Perché tu non sei stato creato solo per lavorare, assolutamente, tu sei stato creato per adorare Allah. È vero che il lavoro è una ibadah, certo, ma anche la salat è una ibadah. Io non ti dico di tralasciare il lavoro, no, io ti dico di pregare e lavorare. Perché no? Si può. Però tu devi avere una fede. Nel momento in cui parli con il datore di lavoro, si contratta, come contratti per avere l'aumento, come vai lì e diventi rosso perché vuoi l'aumento e lui non te lo dà, come quando vuoi un mese di ferie e lui non te lo dà e ti arrabbi, devi fare di più per la salata. Se ci tieni come ci tieni alle ferie e come ci tieni all'aumento, diventi rosso per mostrare a lui che la questione non si scherza. Devo pregare, è un pilastro, però ovviamente non porterò danno alla vita, certo. Ne porterò danno che ti pregherò in mezzo alla vita. Dammi un uomo, ho 5 minuti, tu hai il tempo per velocizzare un po' la salat, per non portare danno, la darà la dirà e fai la tua preghiera. E fai la tua Jumu'ah. E così via. Ma nel momento in cui le persone, perché non fanno ciò? Perché pensano che il rischio è nelle mani di questo datore di lavoro. Adesso questo qua mi sbatti fuori dalla vita e io ho un affitto, dei figli, come faccio? E tu hai i cuori sono nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala e il resto non è nelle mani di quell'uomo che vedi davanti a te. Quest'uomo che ti dice sorella di togliere il velo se no ti sbatti fuori dal lavoro, quest'uomo che ti dice sorella no, questo abbigliamento sciaraitico che hai non lo accetto nell'azienda, tu gli dici io non accetto di lavorare in un'azienda che non accetta questo abbigliamento. Questo è di me, questo è di me. Questo è mantenere i principi. Non fate come in Francia adesso, hanno un grosso problema. Non si può entrare a scuola senza velo. Lì poi il problema non c'è. Però molte sorelle adesso hanno un grande problema in Francia. Perché questo? Perché c'è questa questione che arriva la sorella, non posso entrare senza velo. Via, c'è problema. La cosa più facile per lei. Ma pensate se tutte le sorelle si fermassero lì, no? Cosa c'entra l'istruzione o paese che dite libertà, fraternità e non so che per togliermi a me il diritto di mettere il velo? Questa è libertà, questa è contraddizione, questa è libertà, questa è la fraternità. La minigonna entra, non ha problemi, ognuno si veste come vuole, gira strappati, ognuno entra, e questa ragazza che ha un pudore gli toglie il diritto di coprirsi la testa. Su che base? Su che base? Questa libertà di poter praticare la propria religione, dove sta? Questo vuol dire andare contro l'Islam, contro i principi. Però dove sono i musulmani? Dove sono le sorelle che credono in questa parola وَتَوَكَّلْ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, se siete effettivamente credenti. Quindi più il nostro iman è forte in Allah subhanahu wa ta'ala e nel conoscere Allah, più il tawakkul sarà forte e potente in Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Furqan, versetto numero 58, e affida te stesso ad Allah e affida te stesso al vivente che non muore mai. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Confida sul vivente che non muore mai, subhanahu wa ta'ala, Allah. Quando Allah ti dice confida, affida te stesso al vivente che non muore mai, guarda come Allah ti dimostra la sua perfezione. La sua perfezione. Ha una vita Allah, è vivente, però la sua vita non termina mai. I suoi attributi sono perfetti, sente tutto, vede tutto, non perirà mai, non ha le nostre necessità. Se tu ti affidi a qualcuno oltre lui, sappi che tu ti stai affidando a uno limitato come te. È una creatura come te. Coloro che si affidano
alla propria forza, alla propria ricchezza, tutto perirà. Kullu man alayha fan. Tutto finirà. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Cosa rimane? Allah. Quindi tawakkal على الحي الذي لا يموت. Subhanallah. Nessuno non termina mai. Se tu sai che Allah dice kun, nessuno. Kun fayakun. Quando Allah vuole qualcosa dice kun e sarà. Deve avere yaqeen, la certezza che sarà. Se Allah vuole, lo farà. Subhanahu wa ta'ala. Quante persone per anni sposati, Allah non ha decretato loro un figlio. In questo caso teorico cos'è? Fare i mezzi possibili che hanno a disposizione, si sono sposati, cercano i mezzi possibili per poter avere un figlio, poi la fiducia sincera in Allah, che se Allah vuole ti donerà il figlio. Potrebbero andare dal dottore e dire alla dottoressa, Giacomo non avete figli voi. Però lui non crede alle sue parole, pone la sua fiducia in Allah. E vede ciò che ha visto Zaccaria, che nonostante ciò è arrivato a un'età e sua moglie è diventata ajuz, vecchia, yani tutte le cause sono perse per avere un figlio, è rimasta incinta quando ha voluto Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi non legare il tuo cuore ai mezzi, no, colui che permette i mezzi è Allah, il vivente che non muore subhanahu wa ta'ala. Quindi non porre la tua fiducia agli imperfetti, ai limitati, ma poni la tua fiducia in colui che è perfetto, che è Allah subhanahu wa ta'ala. Harun al-Rashid ha governato più di 20 paesi, tanto che diceva alla luna, Harun al-Rashid diceva alla luna, o luna, piovi dovunque vuoi, inshallah mi arriveranno i tuoi frutti. Talmente aveva un territorio che governava esteso, grande. Arriveranno i frutti che usciranno da questa pioggia. Nel momento in cui stava per morire, ha detto ai suoi compagni: portatemi a vedere la mia tomba. Lo hanno alzato e l'hanno portato alla tomba e ha guardato la tomba. E sapete che la tomba è il luogo che più impressiona la persona. Adesso che dormivi sul letto comodo, su un materasso comodo, ti coprivi con una trapunta calda, con un cuscino comodo, verrò posto qua dentro, in questo buco? No. Questo veniva detto Uthman ibn Affan, quando si parla del paradiso e dell'inferno non piangi, ma quando si parla della tomba piangi, tu sì. Perché la prima menzila è il primo livello che passa la persona dopo la morte. Se sarà una dimora buona, quello che arriverà dopo sarà meglio. Ma se è una dimora cattiva, quello che arriverà dopo è peggio. Harun al-Rashid, quando ha visto la sua tomba, cosa ha detto? Si è ricordato, ha detto: Ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. O colui che il suo regno non terminerà mai, abbi misericordia di chi il suo regno ormai è finito. Potenza, governato, territori, fama, ricchezza, nulla rimarrà. Tutto perirà. Chi rimane? وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah in Surah Al-Anfal, versetto numero 61, e affidati ad Allah, colui che tutto sente e tutto conosce. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Affidati ad Allah, colui che sente tutto e conosce tutto. Allah conosce la tua situazione, sa quello che stai passando. Non pensare che Allah non sente il tuo dua e non vede le tue lacrime, fratello e sorella, quando piangi per un momento difficile della tua vita. Allah sa e Allah sente, e Allah, se vuole, dice con e con. E sappi che quelle tue invocazioni non vanno perse, anzi. Ibrahim alayhi salam, quando è stato gettato, lo hanno preso il suo popolo, perché lui ha praticamente distrutto
queste statue che adoravano nei fori di Allah, quando hanno chiesto chi è stato Ibrahim, lo hanno preso e hanno acceso un fuoco gigantesco per bruciare Ibrahim. Hanno legato Ibrahim a questo geggio che getta, e nel momento in cui hanno deciso di gettarlo, Ibrahim cosa ha detto? Aiutatemi. No, per favore, vi scongiuro, chiamate la potenza più forte che c'è, vi do dei soldi, Perché è stato chiamato Ibrahim Umma? Perché è stato chiamato Hanif, Muslim, وما كان من المشركين؟ Ha perfezionato il Tawhid, perché ha perfezionato il Tawakkul ala Allah. Quando è stato gettato Ibrahim verso il fuoco, immaginate davanti a lui vede fuoco. Fuoco cosa vuol dire? Che brucerai, diventerai cenere. Quando hanno deciso di gettarlo ha detto una frase: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mi basta Allah ed è il migliore a cui affidarsi. Hasbi Allah. Mi basta Allah. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Allah ti dice queste parole: se confidi in me io ti basto, e se Allah ti dice ti basto, ti basto. Cosa vuoi di più se Allah è con te? Hai paura della povertà? Se il ricco è con te? Hai paura di essere battuto se il potente è con te? قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. E lui che dà il regno. وتنزع الملك ممن تشاء. E togli il regno a chi vuole in qualsiasi momento. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. Ascolta. إنك على كل شيء قدير. Questa frase ti basta. Allah ti dice: io posso fare qualsiasi cosa, anche ciò che tu pensi che sia impossibile. Il fuoco brucia e tutti noi sappiamo che brucia e nessuno può dirti che il fuoco non brucia. Ibrahim è stato gettato dopo queste frasi, con questo iman, con questo tawakkul. Cosa ha detto Allah? Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. È stato gettato nel fuoco, però è successo qualcosa che coloro che erano vicino a lui non hanno compreso, perché è contro natura, ovvero che il fuoco non brucia. Certo, perché colui che ha creato il fuoco è Allah, e colui che ha dato la possibilità al fuoco di bruciare è Allah. E se Allah vuole togliere al fuoco la caratteristica di bruciare, lo fa, perché è la pulisce in cadere. Ed è stato gettato Ibrahim e non l'ha bruciato. Allahu Akbar. Musa alayhi salam, quando è stato perseguitato da Fir'aun, sono arrivato a un punto in cui Musa aveva davanti a lui il mare e dietro di lui il nemico che lo vuole uccidere. Yani, morte dietro e morte davanti. Non c'è via d'uscita. Quante volte noi nella vita ci troviamo in questa situazione? Non c'è via d'uscita. Sai? ضاقت عليك الأرض بما رحبت. Trovi che tutta la dunya è contro di te. Forse un momento, una situazione in cui pensi che non ha soluzione. È venuto da noi ieri invece di sogno un fratello che è stato toccato da una cosa molto dura, molto pesante, non è facile. Sono stati rubati a lui soldi tanti che aveva preso in prestito. Dal momento in cui aveva questi soldi per fare un qualcosa che doveva fare di familiare, si è ritrovato dopo pochi minuti a non avere più nulla e a essere indebitato. Potresti trovare in questa situazione? No. Cosa faccio? Non essere triste. Se Allah è con te, non essere triste. Perché Allah dice ma insieme al momento difficile c'è il Fajr. Dopo la lunga notte sorgerà il sole. Dopo la lunga notte il sole sorgerà.
La soluzione c'è. Musa salam davanti a lui il mare e dietro di lui il nemico che lo vuole uccidere. I suoi compagni hanno detto: Inna la mudrakun. Khalas, arriveranno, ci prenderanno, ci uccideranno. Però colui che confida in Allah, che ha fatto ciò che doveva fare, ha preso i mezzi, è scappato, ha fatto, è arrivato un momento in cui basta. Le asbab si sono fermati. Allora, aumenta di confidare in Allah. Non ti preoccupare. Tu hai fatto quello che devi fare, adesso ci pensa Allah, subhanahu wa ta'ala. Quindi, gli ha detto Allah, e picchia con il tuo bastone, che cosa? Il sasso. Dai, sorelle, fratelli, cosa vuoi che faccia un bastone a un mare? Non è il bastone di Musa che ha spezzato il mare in due. Allah ha voluto solo darci una lezione. Tu fai, al resto ci penso io. Tu batti con il bastone e poi Allah ha spezzato il mare che si spezza in due. Una cosa fuori da normale, come è successo per Ibrahim. Perché lui era punisce nel potere. Non cominciare a riflettere che questa cosa è impossibile. Non c'è impossibile per Allah. Questa malattia non si può guarire. Questo lo dicono chi non crede in Allah. Chi non crede in Allah. Una persona cieca non può fare nulla nella sua vita, basta, ha perso la vista. No, chi te l'ha detto? Prendendo i mezzi e tawakkul ala Allah puoi diventare il sapiente più grande che c'è sulla faccia della terra, come è successo con Ben Baz rahimahullah. Giovanissimo, ha perso la vista. E pochi sanno ciò. Ben Baz rahimahullah era cieco. E come è arrivato a questo alto livello? Tawakkul ala Allah. Però non è che è rimasto a casa nel tawakkul ala Allah o kha'nahu di essere un uomo, no? Si è sforzato. È uscito, ha imparato, ha letto davanti a persone che gli leggevano i libri. È stato letto su di lui, rahimahullah ta'ala, Fath al-Bari più di 100 volte. Questo è tawakkul ala Allah. Tu fai quello che devi fare, adesso ci pensa Allah. Allah ha spezzato il mare in due a Musa alayhi, sono passati lui e il suo gruppo. E poi quando è entrato Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala ha chiuso questo mare. Questo è il fratello sorelle. At-tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maryam alayhi salam. Nel momento in cui Allah subhanahu wa ta'ala l'ha fatta rimanere in stato di gravidanza e nessun uomo l'ha toccata, ha avuto paura per il suo sharaf, per il suo onore, perché sapeva che il suo popolo avrebbe detto su di lei ciò che avrebbe detto, che è una prostituta, è una donna cresciuta nel pudore, non accetterebbe mai di sentirsi dire che è una prostituta, non accetterebbe mai. Infatti cosa ha detto? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasiyan. Perché hai desiderato lei? Desiderare la morte non è per nessuna vista. Non si può desiderare la morte. Ma se proprio devi, come ha detto il profeta Ali, soprattutto nel momento in cui ti tocca qualcosa di doloroso, non ti è permesso di desiderare la morte. Ma se proprio devi, ha detto Ali, di chiedere che Allah ti faccia rimanere in vita se la vita è meglio per te e di farti morire se la morte è meglio per te. Tu non sai quando la vita è meglio per te, non sai quando la morte è meglio per te, ma la sa che Allah subhanahu wa ta'ala. Meglio in questo stato, nel momento in cui stava per partorire, dopo che è fuggita dal suo popolo, cosa gli ha detto Allah? Vicino a una palma. E le donne nel momento in cui stanno per partorire è il momento in cui la donna è più debole. Cosa gli ha detto Allah? وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. Sta per partorire questa donna, non riesce neanche a alzarsi in piedi. E Allah gli dice di spostare una palma? Tu sappi, hai che rompa Benjamina finché cadono i frutti su di lei? Cosa vuoi che facciano? Fare uso dei mezzi. Non è questione che lei avrà la forza di... Allah ci insegna a noi di fare ciò che dobbiamo fare, perché la vita è basata su ciò e poi adesso ci penserà Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dice Allah, e cos'è che Yunus alayhi salam? Yunus è stato inghiottito da una balena, dal Hut. Chi lo può sentire? Ma tutti i mezzi sono chiusi. Nel mare, nel buio, dentro
la pace di un pesce grosso. E cosa pensi? Chi ti salverà? Qua c'è tu. Qua esce fuori l'iman in Allah. Qua esce la parola alla codice al cosa ha detto? Non è che ha detto sarà fincifera. Allah inti اخويتي جدا بتعمل ما يعرف. Nessuno ti gioverà. In questa situazione ha detto la ilaha illa anta subhanak perché sa ilm al-yaqin che Allah lo sente. L'unico. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Cosa è successo? Non l'ha salvato. Basta. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Shu'ara, versetto numero 17, e affidatevi all'Onnipotente e il Misericordioso. Tutti questi versetti cosa dimostrano, fratelli e sorelle? Dimostrano il confidare in Allah. E sono tutti ordini da parte di Allah del Tawakkul accompagnati dai nomi e attributi di Allah, dimostrando che più la tua fede in Allah, nell'Onnipotente, nel Misericordioso, colui che sente, più il tuo Tawakkul è forte. Quindi, il morale della favola, dovete conoscere Allah, dovete leggere sui nomi di Allah, dovete imparare chi è Allah, perché più il vostro ilm su Allah è alto, più vi arriviamo a perfezionare il tawakkul. E prima di terminare, il tawakkul hanno detto i sapienti che tu ne hai bisogno sia nelle faccende quotidiane, della tua vita quotidiana, ma anche nelle adorazioni, nell'ibadat. Infatti Allah dice fa'budhu wa tawakkal alayh, adoralo e confida in lui. E Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surat al-Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cosa c'entra il richiedere aiuto con il che adoriamo? Perché c'è un legame. Tu non puoi adorare Allah senza il suo sostegno, senza il suo aiuto, senza che lui ti permetta di pregare. Tu pensi di essere venuto in moschea grazie a te o grazie al volantino che hai girato? Wallahi, se Allah avesse voluto non saresti venuto. Subhanahu wa ta'ala. Ma è lui che ti ha permesso di venire qua, è lui che ti ha permesso di fare crescere la mano, è lui che ti ha permesso di pregare, è lui che ti ha permesso di ascoltare queste parole. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. La lode appartiene ad Allah che ci ha guidato. Chi ha guidato lui? Hadana, che ci ha guidato ciò. Con tuo occhio pensare che tu adori Allah grazie a te. No, è tutto grazie a Allah. Infatti il profeta cosa ha detto? Ti insegno delle parole da dire dopo ogni salat obbligatorio. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, sostienimi per ricordarti. Wallahi non ricorderesti Allah se non grazie a lui. A'inni ala dhikrika wa shukrika, a ringraziarti. Wa ala husni ibadatik, ovvero a perfezionare l'adorazione. Quindi tu non adori Allah se non grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala. Questo è l'adorazione. Vuoi studiare il Quran? Chiedi ad Allah. Vuoi aumentare il tuo ilm? Chiedi ad Allah. Vuoi essere una persona devota? La sorella vuole perfezionare il suo abbigliamento. Vuoi? Chiedi ad Allah. Sapendo che tu non puoi nulla. È tutto grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala. E così anche nelle faccende quotidiane hai bisogno del tawakkul. Quando usciamo di casa cosa diciamo la mattina? Bismillah, il dua che si dice fuori quando si esce fuori di casa. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, e affido a lui, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ti ricorda Allah con questo dhikr, quando esci di casa sappi che tu hai fiducia in Allah. Quindi tu stai uscendo, farai uso dei mezzi e delle cause che ti ha messo a disposizione, ma sappi che tu non puoi fare nulla. La hawla non hai potenza, non puoi fare nulla, non puoi salire sulla macchina, non puoi guidare la macchina, non puoi arrivare al lavoro, non puoi fare un servizio, non puoi chiudere un lavoro se non grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala. Concludo con un hadith che dimostra la ricompensa di coloro che perfezionano il tawakkul ala Allah.
Ha illustrato il profeta alaihi salatu wassalam che vi saranno nel giorno del giudizio 70.000 persone della umma del profeta Muhammad alaihi salatu wassalam che entreranno in paradiso senza essere giudicati e senza che vengano puniti. Allahumma ij'alna minhum. 70.000 non avranno giudizio, non saranno giudicati, né saranno puniti nel giorno del giudizio. I Sahaba hanno cominciato a discutere chi sono queste persone, perché i Sahaba volevano sapere perché, per essere come loro. Non è che chiedevano solo per aumentare il loro ilm, come facciamo noi. Chiediamo, aumentiamo l'ilm, poi non pratichiamo. No, i Sahaba sentivano e mettevano in pratica. ما يسنتي صحابي ديال يا رسول الله واش هذا مستحب ولا واجب؟ فرض عين ولا فرض كفايه؟ صلى السلام عليكم. Non chiedevano ciò i Sahaba, ma sentivano e mettevano in pratica. Mu'adh quando ha sentito il hadith di dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, l'ha fatto e non l'ha più tralasciato. Quando gli ha detto Autir al Sahabi prima di dormire, lo ha fatto e non l'ha tralasciato. E così. Quindi ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, chi sono questi 70.000 che entreranno in paradiso senza essere giudicati e senza essere puniti? Ha detto هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتئون وعلى ربهم يتوكلون. Tutto chiaro? È un po'... Hai parlato dialetto troppo stretto. Troppo stretto. Lei ha detto alaihi salatu wassalam la yastaqun. La yastaqun vuol dire non chiedono la ruqya. E qua c'è un ishkel. Ma quindi la ruqya è haram? No, non è haram. È per quello che i hadith non li devi capire tu come vuoi. Devi ritornare sapienti. Se no comprendi in modo sbagliato, come fanno i tanti che prendono i versetti del Corano e prendono i hadith e li comprendono lui come vuole, chi sbaglia a comprendere, sbaglia a praticare, cade nella vita e cade nel cielo. La yastaqun, non chiedono la ruqya. La ruqya che cos'è? La ruqya è quando una persona leggi su di lui il Corano o dici su di lui dei adhkar che sono stati riportati sul profeta Muhammad con l'intenzione di guarirlo, perché il Corano tra le sue funzioni è anche una guarigione. Quante scimmie? Ma cosa? Ma ci sei, il Marocco. Occhio a dubitare su queste cose, ragazzi. Una volta ero in Marocco, stavamo andando verso Marrakesh su un pullman. Ho sentito due che stavano discutendo sulla questione della ruqya e uno di loro guarigione con il Corano. Occhio a queste parole perché potreste andare sulla miscredenza. Sono questioni molto delicate. Allah nel Corano ha illustrato che ha fatto scendere con il Corano una guarigione e una misericordia per i credenti. Una guarigione. Leggi sul malato del Corano con l'intenzione che Allah lo guarisca. E Allah se vuole lo guarirà. Ovviamente questo dipende anche dalla fede della persona che legge, da tante cose. Come è successo nel Hadith che quando i Sahaba sono passati da una qaria hanno trovato il governatore di questa qaria che è stato praticamente punto da un animale velenoso, è arrivato il Sahabi, Usaid al-Khudri, e ha letto su di lui Surat al-Fatiha 7 volte e si è alzato come se non ha toccato nulla. Se non volete diventare Usaid al-Khudri. تقول لي وانا قريت 70 مره على راسي ولا كذا غير صحيحه. هل شو كي كومبليت تاني؟ Poi leggere un Corano lo devi fare, la ruqya la fai. Come quando ti danno l'antibiotico, sai che devi usarlo per 8 giorni. E perché con la Corano fai una volta basta e poi a volte lo fai con l'intenzione di provare, se funziona o non funziona. No, non funzionerà. Perché non va bene la prova con la mano. Lo fai con iman, con yaqin. E Allah subhanahu wa ta'ala ti guarirà. المهم لا يستقون vuol dire non chiedono la ruqya. E scusa, fratello Yunus, ma Aisha radiallahu anha ha fatto la ruqya sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo. Ma lui non gli ha chiesto a Aisha di fargli la ruqya. E lei che l'ha fatta. Quindi il hadith cosa vuol dire? Che loro talmente hanno fiducia in Allah che non chiedono la ruqya a nessuno.
Però se qualcuno la vuole fare su di te, lascialo fare. Tu non gliel'hai chiesto. Perché? Perché tu vuoi che ti guarisce solo Allah. Non chiedi nulla a nessuno, neanche la guarigione non la chiedi a nessuno. Abu Bakr radhiyallahu anhu, quando si è ammalato prima di morire, gli hanno detto ti portiamo il dottore. Ha detto mi ha visitato il dottore. Gli hanno detto cosa ti ha detto? Devi fare lì per morire. Non ho bisogno del dottore. Il dottore è Allah. Mi ha detto fare quello che vuoi. Se vuoi morirò e se vuoi questo è un livello alto di tawakkul. E lui, la yastaqun, non chiedono la ruqya. Abbiamo capito cosa vuol dire? Secondo, la yatatayyarun, non sono superstiziosi. Nelle Jahiliya cosa facevano gli arabi? Prendevano un volatile e poi lo facevano volare. Se andava a sinistra non partivano o non facevano quella cosa per cui hanno fatto quel volo a quell'uccello. Ad esempio vuole sposarsi, ad esempio vuole viaggiare, prendeva l'uccello e lo faceva volare. Se andava a sinistra o se ritornava indietro non lo faceva. Superstizione questa. E se andava verso destra partiva per il suo viaggio o faceva quello che voleva. Adesso si prendono, come si chiama questa qua? Margherita? Lo sposo, non lo sposo. Mi ama, non mi ama. هذا من التشاؤم. Questa è superstizione. La religione. Questo shirk minore. Non si può. Passa il gatto nero e questa è superstizione. Questo mi mette a tagliare. Non passare sotto la scala. Senti l'ambulanza. Concetta in classe. Il vetro che si spacca. Tocca il ferro. Tutto questo rientra nell'elettromagnetico. Perché? Perché tu poi hai dato questo aggeggio degli attributi divini. È come se lui influenza la tua vita. Come se il gatto nero influenza. Come si chiama? Da creatore che non va a su che base questa? Tutte superstizioni, tutto taglio. E tutto questo è haram. Ed è shirk minore. Quindi queste persone sanno che tutti questi agenti, tutte le creature non possono né nuocere né fare del bene, quindi non legano i loro cuori, porta fortuna, o il porta sfortuna, o tutto quello che è. No. La yatatayyarun. Quasi finito, inshallah 2 minuti finito. La yatatayyarun, poi la yakta'un. Che cos'è l'ikta'ab? Questa era una pratica che facevano per guarire, che praticamente ferivano una parte di una vena per far uscire il sangue nocivo per guarirlo. Ok? Smitu? Il chi? Però non lo si usa più. È permesso nell'Islam solo in caso di necessità. Perché? Perché è una forma di adab. Un po' uno ci rimane. Infatti non è più praticato ed è sconsigliato praticarlo, tranne in caso di necessità. Queste persone talmente hanno raggiunto un piano alto del tawakkul che non si facevano praticamente fare queste pratiche qua. Perché? Mutawakkilina Allah. L'ultima loro sifa, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanno perfezionato il confidare in Allah. Come lo abbiamo spiegato, allora sono diventati tra i 70.000 che entreranno in paradiso senza la punizione e senza essere giudicati. Che Allah subhanahu wa ta'ala ci renda tra questi 70.000 e ci perdoni i nostri peccati e ci renda tra coloro che imparano questo ilm e lo mettono in pratica. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Inshallah dopo l'adhan, dopo la salat ci sarà la seduta tra tutti i fratelli e la shahada della sorella. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Prima la preghiera, facciamo dopo l'adhan? Dopo l'adhan facciamo la shahada. Va bene, inshallah, bismillah. Subhanallahi wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wallahu ta'ala a'lam.